Allora, buonasera a tutti, siamo alla seconda puntata del nostro corso di archeologia e siamo, come adesso avremo modo di sentire, ancora assolutamente in piena età preromana. Quindi ringrazio moltissimo la professoressa Giovanna Gambacurta, che anche quest'anno è dei nostri col nostro corso, la professoressa docente di etruscologia e antichità italiche all'Università di Ca' Foscari, ma oltre ad aver diretto per un periodo il Museo Nazionale Atestino di Este, è una studiosa atestina affezionatissima. Quindi grazie professoressa Gambacurta della sua partecipazione e siamo tutti che ti ascoltiamo. Bene, sì. Bene, grazie di questa presentazione, grazie a Margherita Tirelli di avermi voluto coinvolgere anche quest'anno in questo vostro corso. È davvero un privilegio essere qui all'Ateneo Veneto, in questo luogo davvero meraviglioso, e cercare di sollevare l'attenzione su qualche tematica magari non così comune forse. Oggi parleremo quasi solo di cose di Este, quindi usciamo un po' geograficamente dall'ambito, ma Este è la città che ci ha restituito di più, per quanto riguarda alcuni aspetti della documentazione, di un'attività che doveva essere tipica delle donne, diciamo così, romane, preromane, romane, delle donne del mondo antico, che era quella della produzione dei tessuti, a partire dalla filatura alla tessitura. E naturalmente qua non si può non ricordare la figura di Penelope, no? Che tesse il telo funebre per il suocero o finge di tesserlo e poi lo disfa in attesa del ritorno di Ulisse. Ma quindi la figura della tessitrice è nell'antichità una figura di rango, ma nell'ambito della produzione dei tessuti la catena operativa era formata anche da tanti segmenti e da tanti elementi. E per quello avete l'immagine della filatrice come logo di questa conversazione di stasera. Una vecchia filatrice primi Novecento, perché filare naturalmente era uno dei primi momenti di quello che poi era la produzione del tessuto, cioè la tessitura. Perché anche questo nome Reitia? Perché Reitia è a Este la divinità del maggior satuario atestino ed è una divinità, poi vedremo anche meglio, no? In questo santuario ci sono tantissimi, c'è una grande documentazione proprio di attività della produzione dei tessuti e in particolare perché abbiamo una lamina tra le molte che vengono dedicate alla divinità con le immagini dei devoti. Una di queste lamine riporta proprio una figura femminile, forse un po' vista in modo un po' sintetico, che sopra una sorta di podio, ecco qua, sopra una sorta di podio, sta tessendo, ha davanti un telaio che riconosciamo perché ci sono dei fili che pendono con i pesi appesi. E questa lamina ha una dedica, fatta da una persona, da una signora, vediamo la parte finale del suo nome, che dona, questo doto dona a Reitia, cioè alla divinità, l'immagine di se stessa mentre tesse. Quindi chiaramente l'attività della filatura e della tessitura, quindi della produzione tessile, doveva essere un'attività importante dentro il santuario. Però possiamo chiederci quanta altra documentazione di queste azioni, di questa produzione, del fare i tessuti, quali tessuti, che tipologia, che raffinatezza di tessuti, no? Facevano parte di queste produzioni. Allora per avere un quadro completo, noi dobbiamo passare, dobbiamo andare a vedere anche cosa c'è nelle sepolture. Perché, come forse avrete sentito anche la volta scorsa o come avrete sentito in altre occasioni, nelle sepolture
donne e uomini usavano porre nei corredi gli oggetti a loro più cari o che testimoniavano il loro ruolo, la loro posizione sociale, eccetera. E allora noi vediamo che a partire da un'epoca già molto antica, dell'VIII secolo a.C., abbiamo non solo delle sepolture in cui ci sono degli oggetti semplici legati alla filatura, come ad esempio le fusaiole. Le fusaiole sono degli oggettini che venivano messi appunto alla base del fuso per poter far come contrappeso, per poter far girare il fuso. Ma non solo questi oggetti, ma in alcune sepolture femminili ci sono dei veri e propri set, cioè composizioni che testimoniano più una catena operativa quasi completa e che tendono a ripetersi nelle sepolture dandoci una gerarchia, cioè ci sono sepolture con donne che hanno solo una o due fusaiole e ci sono sepolture in genere anche con elementi di prestigio e con la documentazione. Ad esempio, vedete questa, siamo prima della metà dell'VIII secolo, questa è una donna che ha un gran numero di rocchetti per avvolgere i fili, un gran numero di piccoli pesi per tenere tesi i fili, almeno 4 fusaiole, e vedete che, lo vedete già da adesso, le fusaiole sono di grandezza diversa. Questo è un tema che poi riprendiamo. Poi ha 2 punteruoli che possono servire anche per la lavorazione del tessuto ma anche della pelle, del cuoio, e un coltellino. Anche il coltellino è un elemento tipico di questi set femminili perché è il coltellino con cui si taglia il filo. Si taglia il filo tessendo, si taglia il filo quando si è finito, diciamo, di filare, eccetera. Ora, questi set che vogliono dire che ci sono persone che hanno cioè, la domanda è, ma perché alcune donne hanno dei set? È una questione di rango, è una questione di abilità, cioè loro sono più brave di altre, vogliono dimostrare di avere maggiori abilità e da lì dipende anche la loro forza e il loro rilievo sociale, oppure queste donne gestiscono altre, cioè vogliono dimostrare questo e hanno più oggetti perché dominano, cioè controllano, organizzano una catena operativa. E quindi sono in qualche modo anche, come dire, coloro che tengono sotto controllo una produzione di tessuti che può essere finalizzata non più solo al fabbisogno domestico, ma anche a qualcosa di più ampio. Vediamo qualche altro esempio, giusto per capirci. Siamo sempre in queste fasi molto antiche. Vedete che questa ha addirittura 27 rocchetti o pesi e 11 fusaiole. Vedete ancora le fusaiole di grandezza scalare. Questa grandezza scalare, che vedremo anche dopo in alcuni oggetti, è importantissima perché con Angela Ruta Serafini, che alcuni di voi avrete sentito la volta scorsa, abbiamo fatto un lavoro pesando e misurando tutte queste fusaiole e poi facendo fare delle prove anche di carattere sperimentale a quelli che lavorano su questi temi, e proprio si è visto che le fusaiole molto piccole o molto grandi o intermedie servono a produrre filati completamente diversi. Quindi una fusaiola piccola imprime a volte un giro molto molto veloce, diciamo così, di rotazione al fuso e fa un filo molto ritorto, molto sottile, anche molto raffinato. Una fusaiola grande serve di più per fili che si attorcigliano meno, servono più per tappeti, per coperte, per tappezzerie, quindi per stoffe molto differenti. E questo significa che queste donne che portano con loro dopo la morte questi set volevano testimoniare anche il fatto che erano in grado di produrre filati per tessuti completamente diversi. Se andiamo un pochino avanti nel tempo, questi set diventano sempre più specializzati e vicino ai rocchetti e alle fusaiole abbiamo le conocchie vere e proprie. Questa è una conocchia in bronzo e avorio. Quindi le conocchie hanno una testa perché la testa serve a fermare il fiocco di lana prima che venga filato, e questi scettri conocchia, che sono degli oggetti, dei bastoncini in bronzo di un utilizzo ancora un pochino ambiguo, scusate, non volevo, ma compaiono nel VII secolo anche gli aghi da cucito e i bottoni. E
è stato sottolineato in molte sepolture, il numero di questi bottoni di bronzo è veramente esorbitante, sono centinaia che si rinvengono, e con ogni probabilità queste vesti erano ricoperte di queste decorazioni di bronzo, erano non solo ricamate, perché se ci sono gli aghi non è solo per la cucitura, ma probabilmente anche si sta specializzando il ricamo, ma soprattutto attaccando queste borchiette, questi bottoncini di bronzo, le vesti diventavano proprio lucenti, no? Potevano brillare, avevano cioè delle decorazioni metalliche che le rendevano particolarmente prestigiose. Un passo ancora in avanti in ambito alla specializzazione, vedete qui ancora abbiamo il coltellino, i 2 aghi, un numero enorme di fusaiole, queste sono 14, ed in questa sepoltura era molto chiaro che i set erano diversificati, cioè che c'erano set di fusaiole. Perché? Perché il primo gruppo, ve le indico qua sopra, il primo gruppo era contenuto in una sorta di scatoletta o sacchettino che era deperito, ma insomma erano tutte vicine nel fondo della cassettina dove era anche il vaso suario, i resti del defunto, e l'altro gruppo, questo qui, era dentro una scodellina, quindi erano anche conservati in posti diversi, e 2 invece erano dentro l'ossuario insieme ai resti della defunta. Quindi, come vedete, in questo caso la differenza di dimensione e quindi anche di peso è molto evidente. Non solo, se riuscite a vedere questa, è molto particolare con questa decorazione gialla su nera perché è di vetro, quindi è una fusaiola particolarmente preziosa anche e tra l'altro molto delicata, quindi poco pesante, molto delicata. Capire insomma in che modo poi venisse usata non è facile. Perché abbiamo tante fusaiole e pochi fusi? Perché i fusi sono di legno, cioè le fusaiole nel foro veniva inserito il fuso di legno e poi il fuso di legno deperisce, degrada, no? Non ci si conserva niente di legno, diciamo, da questi periodi così lontani, e quindi noi abbiamo un gran numero di fusaiole ma pochissimi fusi, perché difficilmente facevano il fuso di metallo, che era un elemento troppo prezioso. Ne vedremo uno dopo. E anche qui il coltellino, ma qui c'è un altro oggetto che è questo, che vedete qua. Ah, scusate. Allora, eccolo qua. Vedete questo oggetto qua, che poi è questo in fotografia, che è un frammento di un oggetto molto particolare e che ci parla di una specializzazione davvero molto elevata di questa persona. Quindi potremmo anche dire che c'è proprio una gerarchia di filatrici tessitrici, cioè di donne che lavorano o governano questo tipo di materiali. Perché questa ha il livello più alto di specializzazione, dopo anche il più alto, più elevato, più particolare del ricamo, adesso ve lo faccio vedere, che è la tessitura a tavolette. Abbiamo trovato un altro oggetto simile in un'altra tomba, eccola qua, questo è più completo e si capisce meglio come è fatto. Sono queste tavolette quadrate con 4 fori ai lati, sono 3 centimetri di lato, sono piccole, sono oggetti molto piccoli. Queste si sono conservate perché possono essere di osso o di avorio. Dobbiamo pensare che ce ne fossero tantissime di legno, ma che non abbiamo più. Ma la tessitura a tavolette, come vedete in una ricostruzione sulla destra della diapositiva, è un tipo di tessitura, o meglio di lavoro di intreccio dei fili, che si fa con un gran numero di tavolette, il filo che passa nei 4 fori, le tavolette vengono girate in senso inverso l'una rispetto all'altra, ed è un tipo di produzione con cui si possono fare solo elementi molto stretti e lunghi, che vuol dire cinture, bordure per rinforzare il bordo dei mantelli o delle vesti, quelle che oggi in qualche modo chiamiamo le passamanerie, diciamo così, no? E che possono avere, chi è molto bravo a lavorare con le tavolette,
come dire, può produrre cose con grandi livelli di decorazione, le vedete nella figura in basso, no? Di decorazione, di colori, e dobbiamo pensare ad una tessitura ricca di colori, anche se facciamo forse fatica, ma così doveva essere, e lo sappiamo perché noi abbiamo una cosa un po' particolare, ma nel sito di Verucchio, che è un centro etrusco sulla costa adriatica vicino a Rimini, una particolare condizione di giacitura del terreno ha consentito la conservazione dei tessuti e dei legni. È un sito abbastanza straordinario, con un museo straordinario da questo punto di vista, anche unico nel mondo in Italia. E lì gli studi dei tessuti hanno fatto vedere proprio che ci sono queste tessiture a diamante, rosse e blu, cioè con un uso particolare del colore, e che quasi tutti questi mantelli e le vesti hanno i bordi rifiniti a tavolette perché siano bordi, cioè con queste passamanerie più grosse e quindi più resistenti. Però a Verucchio non c'è una tavoletta rinvenuta, invece noi abbiamo le tavolette ma non abbiamo i tessuti. Però in archeologia è anche così, ricostruiamo qualcosa mettendo insieme i pezzi da tante parti. Che cosa dovevano essere, che cosa dovevano fare queste signore con le loro tavolette? Beh, ad esempio, è un'immagine anche questa forse nota, però è chiaro che le decorazioni che vediamo in basso sulla gonna o che vediamo al fondo del grembiule o che vediamo, quella sul collo può essere una collana, ma possono essere anche tipi di bordure. Quindi nelle tante immagini che abbiamo nelle lamine noi abbiamo spesso il fatto che è evidente che questi vestiti che loro indossano hanno delle parti ricamate, decorate o con dei bordi rifiniti in maniera particolare. Quindi fino a questo punto, anzi andiamo avanti, vi faccio vedere una cosa un po' più tecnica, ma è per capirci, e cioè noi sappiamo che tra l'VIII e il III-II secolo a.C. La maggiore documentazione, diciamo così, il numero più grande di oggetti che documentano queste attività sono le fusaiole e i rocchetti. Quindi le fusaiole per la filatura, i rocchetti per avvolgere il filo. La tessitura in sé sembra un po' meno rappresentata simbolicamente, o a meno che i rocchetti, come pensano alcuni, non servano anche non solo per avvolgere il filo, ma per essere appesi al filo dell'ordito e tenere i fili tesi. Poco dopo cominciano altri tipi di attività, cioè verso il VII secolo cominciano gli aghi, che sono questi gialli, che sono documentati fino alla fine. Come vedete i pesi, che sono questi due solo, a un certo punto scompaiono e non ci sono più, i pesi proprio da telaio, ma ci sono due oggetti particolari, che sono questo, che è il modello di un telaio, e questo, il primo, che è un modello di pettine, che sono documentati solo nei periodi più tardi. Questo vuol dire che non che questi oggetti non esistessero nelle fasi precedenti o quelli che scompaiono dopo, ma che la loro rappresentazione simbolica nelle sepolture cambia nel tempo. C'è solo una costante, le fusaiole e i rocchetti. Quelli ci sono quasi sempre, i rocchetti un po' meno verso la fine, ma le fusaiole sempre. Quindi la filatrice c'è sempre. E questo ha un senso, perché dobbiamo anche pensare in termini di gerarchia che perché una donna possa tessere, un buon numero di altre donne devono filare. Chi ha fatto prove di archeologia sperimentale dice per una tessitrice che voglia produrre un buon tessuto, eccetera, insomma in tempi logici, ci vogliono 7-8 filatrici che lavorano. Quindi che esista una gerarchia tra chi tesse e chi fila soltanto ha una sua logica. Che ci siano più fusaiole di tutto il resto dei materiali, anche questo ha una sua logica. Adesso cominciamo a chiederci che cosa c'è di tutto questo in quei contesti sacri di cui abbiamo un po' detto all'inizio, cioè Areitia. E come vedrete io vi sto per portare in un percorso che non è del tutto lineare, di questo mi scuso un po', ma per me era importante
come dire, passare attraverso i luoghi e le situazioni, i contesti in cui in maniera diacronica, cioè dai più antichi ai più recenti, ci sono le cose più importanti. Quindi noi adesso lasciamo l'ambito delle sepolture per un attimo, andiamo a vedere cosa c'è nei santuari, cioè cosa ne succede nei santuari più o meno negli stessi periodi che abbiamo visto, e poi torneremo un po' indietro. Il santuario di Reiti a Este è un santuario che si colloca rispetto alla città a sud-est, è il più grande di un numero. Este aveva intorno alla città, a difendere la città, almeno 5 grandi luoghi di culto, di cui questo però è il maggiore. Per darvi un'idea, non so se qualcuno ne ha già parlato, ma nel santuario di Reiti a Este, tra i rinvenimenti ottocenteschi e quelli del Novecento, si annoverano oggi più di 15.000 reperti, e si pensa che sia stato scavato per un 10%. Quindi questa è un po' l'entità. È un santuario che viene frequentato ininterrottamente dalla fine del VII secolo a.C. fino al II secolo d.C., cioè 900 anni di culto ininterrotto, dedicato ad una divinità femminile, diciamo così, che ha il nome di Reitia o di Pora Reitia, forse legata alla presenza del fiume, e che ha tra le sue specificità quella di proteggere, diciamo, custodire, oltre alla tessitura, l'insegnamento della scrittura. Qui c'è Anna Marinetti, ma insomma, se poi avete delle curiosità su questo io non mi addentro, però è fra le sue caratteristiche principali, no? Perché si andava in questo santuario, e ci andavano quasi tutti gli attestini, naturalmente. Cosa c'è di filatura e tessitura, e perché le attività di produzione dei tessuti sono così importanti in questo santuario? Guardiamo un po' di numeri. A Reitia c'è un fuso di bronzo. Come vi ho detto, i fusi sono rari, di metallo, perché in genere sono di legno. 2 di questi scettri che potrebbero essere stessi fusi, delle fusaiole di bronzo e di piombo, cioè metalliche, un buon numero di fusaiole di ceramica, 69 rocchetti, ma soprattutto ci sono 292 pesi da telaio, cioè quei pesi che nei telai servono a tenere teso l'ordito. Come dire, 292 pesi da telaio non ci sono in quasi nessun santuario, credo in nessun santuario del mondo italico. Cioè è una delle più grandi documentazioni in termini numerici di pesi da telaio rinvenuti in un santuario. Quindi è chiaro che questo tipo di attività, già dal punto di vista numerico, ha una rilevanza in relazione alla divinità. Ma se andiamo un po' avanti, vediamo anche un'altra cosa, e cioè nel periodo più antico, diciamo, ci sono soprattutto fusaiole e rocchetti che cominciano fino dal VII secolo a.C., e invece i pesi da telaio cominciano più o meno dal V secolo e vanno avanti fino al secondo dopo. Quindi sembra anche che ci sia un po' di differenziazione cronologica nelle attività. Prima un'attività di filatura, sicuramente di tessitura, però magari con i rocchetti, quindi legati magari a telai piccoli. A partire da un certo momento si instaurano i telai anche di grandi dimensioni, i telai a muro, e possono portare a una vera e propria produzione di tessuti. Questa immagine vi fa vedere una cosa significativa, e cioè che è il punto di rinvenimento delle fusaiole e dei rocchetti che sono stati rinvenuti negli scavi del Novecento, quelli che hanno una documentazione. Come abbiamo detto, molti materiali di questo santuario vengono in parte da raccolte, diciamo, fatte alla fine dell'Ottocento, e lì non c'è una documentazione, noi non sappiamo da dove viene la roba. Poi c'è stata una ripresa negli anni 90 del Novecento, e lì abbiamo una documentazione. Come vedete, questo santuario sorgeva su una sorta di alto morfologico, non proprio di una collinetta, ma di un dosso fluviale,
Nella parte più alta, che doveva essere quella più centrale del santuario, quasi tutti i fusaioli e rocchetti più antichi sono stati rinvenuti qua, cioè sono nella zona centrale e più importante del santuario. Questo discorso poi magari lo riprendiamo. Quindi è chiaro che il santuario nasce con una vocazione importante. Nasce con una vocazione importante perché probabilmente la divinità, tra le molte sue caratteristiche o prerogative o capacità di protezione, non era solo quella di proteggere magari dalle malattie a cui si poteva chiedere una protezione particolare per le malattie o per i passaggi di stato e di età o per chi andava, forse una classe sacerdotale che imparava a scrivere, ma sicuramente fin dall'inizio questa divinità è sentita come una divinità, come dire, un po' artigiana, che proteggeva una di queste attività importanti delle donne, che era la filatura e la tessitura. E quindi le donne portano fin dall'inizio in offerta forse i loro personali strumenti. Vedete, quello che vedete sulla sinistra è, come vi dicevo, un po' l'unico fuso di bronzo che conosciamo, un fuso di bronzo metallico, quindi molto prestigioso perché in genere erano di legno, e le altre sono la serie delle fusaiole e dei rocchetti che tra VII e V secolo dominano proprio questa azione votiva di portare forse il proprio strumento in dono alla divinità per averne dei favori, o come offerta, come voto o come protezione di sé, della propria famiglia, di quello che si faceva. Però c'è anche da dirsi che è anche possibile che ci fossero giovani donne che filavano dentro il santuario, perché noi abbiamo visto che questi oggetti sono stati rinvenuti nella parte centrale del santuario, quindi non è impossibile pensare che ci fosse un'attività che era un'attività destinata al santuario, e lo vediamo forse dopo meglio anche con i pesi. Ma perché un'attività tessile nel santuario? Beh, noi sappiamo dalle fonti antiche, per carità, di un altro mondo che è quello greco, che i greci dedicavano ad Atene dedicavano alla dea Atena un peplo tessuto, ma molti altri potrebbero essere gli esempi, cioè che ci fosse qualcosa che si tesseva per la divinità, quindi una stoffa prestigiosa da donare alla divinità, o con cui diciamo che poteva rappresentare una ricchezza per la divinità, o addirittura che poi il santuario poteva vendere, cioè che rappresentava una ricchezza anche in termini economici, perché una cosa che non dobbiamo mai sottovalutare è come i santuari nell'antichità rappresentassero anche una forza economica per la città in cui si trovavano. Come vi dicevo, a partire da un certo momento cominciano di più i pesi da telaio. Eccoli qua, questi sono i più antichi, poi vedremo che c'è un'evoluzione. I più antichi sono più piccoli e meno pesanti, i più grandi diventano più grandi, più pesanti, eccetera. Quello che si vede in questi pesi da telaio è che esistono dei set, cioè qui magari non ne potevo far vedere tantissimi, però ce ne sono alcuni che sono caratterizzati dal fatto di avere decorazioni simili. E a volte sono replicati in grandi quantità, ce ne sono 8-10 che hanno la stessa decorazione. È possibile che facessero parte di uno stesso set di pesi che doveva funzionare con lo stesso telaio, e molti si sono chiesti se queste decorazioni potevano in qualche modo richiamare il tipo di decoro del tessuto che si andava formando. Cioè, se io qua ho una spina di pesce, posso forse, guardando i pesi, cioè chi tesse ha i pesi ai suoi piedi, e guardando i pesi vede a che punto è della decorazione, vede che cosa sta facendo, può vedere che tipo di colore di filo può usare, eccetera, eccetera. E questo si vede bene. C'è anche questo abbastanza bello, che è questo sulla destra, che è una sorta di scozzese, in cui i quadrati possono corrispondere al cambio di fili di colore, per esempio. E andando avanti ci sono questi di epoca più avanzata, questi sono i pesi da telaio più romani, diciamo un po' più grandi, con una decorazione più particolare, che hanno anche una caratteristica produttiva diversa, perché questi sono prodotti con delle argille probabilmente prese vicino al santuario, probabilmente prodotti in loco, e
questi sì sono molto ripetitivi perché hanno una produzione in matrice a stampo. Questa è una replica fatta dal restauratore del museo di Este, Stefano Buson, di uno dei pesi da telaio del santuario, di cui lui ha provato a rifare esattamente la matrice in modo tale da far vedere come potevano essere prodotti. Quindi di questi ne abbiamo molti, tutti uguali, tutti dello stesso peso, tutti delle stesse misure, con le stesse decorazioni, e forse, ripeto, io sono abbastanza convinta che queste decorazioni non fossero lontane da quella che poi era la decorazione del tessuto, quindi non fossero senza senso o casuali, ma importanti. Quindi importanti per chi lavorava. Quello che dobbiamo chiederci è, noi abbiamo visto fino adesso, in sostanza, che nel luogo di culto si comincia soprattutto con diciamo una produzione di filatura molto sottolineata, si continua con una produzione di tessitura molto avanzata, addirittura che ci fa pensare che il santuario avesse un luogo destinato a questa attività. E noi di questo santuario non abbiamo grandi strutture, perché come molti dei santuari veneti apparentemente non c'è il tempio, non ci sono grandi strutture di questo genere come nei santuari greci o romani. Però sappiamo oggi che probabilmente c'erano delle strutture di carattere deperibile, lignee, che forse ci sono testimoniate poco. Ma una cosa possiamo dire, ed è una riflessione che facciamo, come dire, a partire da un'evidenza negativa, e cioè questa. Questa è la carta che riassume tutti i rinvenimenti fatti negli scavi degli anni 90 nella zona del santuario di Reitia, che come vedete non è stato scavato tutto, no? Le parti che vedete con i puntini sono le trincee, i puntini sono i singoli rinvenimenti. Ora, come vi ho detto prima, vengono da questo luogo 292 pesi da telaio. Nessuno è uno di questi puntini. Cioè gli scavi degli anni 90, che hanno rinvenuto qualche migliaio di oggetti, non hanno trovato neanche un peso. Tutti i pesi da telaio sono stati rinvenuti fuori da lì e tutti nell'800. Che vuol dire una cosa, come dire, se partiamo da un'evidenza negativa, cioè del fatto che non ci sono i pesi dove è stato scavato recentemente, allora bisogna pensare che i pesi venissero da un'altra parte, no? Cioè da una di queste zone dove gli scavi non ci sono stati, però vedete che c'è una trincea qui, una qua, cioè è stato bucato un po' dappertutto e pesi non ce ne sono. Questo francamente mi ha portato a pensare che i pesi da telaio rinvenuti nell'Ottocento venissero tutti da una stessa zona, fossero tutti abbastanza vicini, che non è stata reindividuata, e fossero tutti abbastanza vicini perché doveva essere una sorta di ambiente con i telai. Cioè la cosa più facile da pensare è che in questo santuario esistesse un luogo dove le giovani di Este andavano a tessere per la divinità. Una sorta di piccolo edificio, stanza, anche un portico coperto, un qualcosa di questo genere, quindi una struttura molto semplice perché noi non abbiamo evidenze monumentali, in cui si andava a tessere, e tessere era una delle attività protette della divinità e che si faceva quindi per la città, perché naturalmente si tesseva per la divinità per arricchire in qualche modo il tesoro della divinità, ma questo voleva dire anche arricchire la città e mantenere una benevolenza della città nei confronti della divinità. E con questo noi siamo arrivati, diciamo, ad una fase cronologica un po' più avanti, quindi quando la tessitura sembra prendere un piede importante. E adesso vi chiedo una specie di piccolo salto mortale, e cioè torniamo alla necropoli. Perché ci sono le tessitrici per la dea, come abbiamo visto, ma ci sono anche proprio le vere signore dei tessuti. Nel periodo più tardo, come vi ho detto all'inizio, solo nella fase più tarda, dopo il III secolo, sono documentati i telai e i pettini. I pettini sono degli oggetti che servono a battere quando si passa il filo nel tessuto, poi bisogna batterlo, diciamo così, alcuni li chiamano le spade da tessitura oppure i pettini, e servono a compattare il tessuto quando si tesse. Questi oggetti sono documentati in alcune sepolture di Este,
del III secolo a.C. in 3. Ci sono solo 3 donne a Este che nella loro sepoltura hanno il modello del telaio, che è questo oggetto che vedete, un modello in lamina di bronzo, lo vedete qua, con i suoi licci, cioè con i suoi bastoni, oppure questo, che è un po' più piccolo, i pettini, che vedete qua, poi ne vedremo degli altri. E queste 3 donne hanno 3 sepolture di un grandissimo prestigio, di un grandissimo livello. Quindi il fatto che donne che hanno una grande gioielleria, un grandissimo prestigio, abbiano con sé il telaio e, come vedremo, una anche tutto il set da tessitura, ci dice di quanto, come dicevo prima, questo non fosse una prerogativa della donna solo delle sue capacità, ma delle sue capacità organizzative nell'ambito della produzione dei tessuti. Cioè queste donne sono donne manager nella produzione dei tessuti, cioè gestiscono un potere attraverso le attività tessili. Questo sembra che sia abbastanza facile pensarlo, data l'entità di quello che si vede nei loro corredi. E noi adesso vediamo soprattutto quello che viene dalla sepoltura della signora, diciamo, che è proprietaria del telaio di questo, eccolo qua, ok, di questa roba qua, che è una signora che si chiama, anche qua abbiamo il nome, si chiama Nerka Trostiaia. E quello che sto per dirvi fa parte di una serie di riflessioni che abbiamo portato avanti molto recentemente, rivedendo tutta la sepoltura di questa signora, perché quest'anno sono stati celebrati i 40 anni dalla scoperta di questa sepoltura al Museo di Este, che è sicuramente non solo la più ricca delle sepolture atestine, ma forse anche in Italia settentrionale una delle più ricche sepolture note. La sepoltura è stata trovata nella necropoli della casa di ricovero nel 1984 e, come vedete, è quella che vedete cerchiata in rosso, e vedete che c'è una grande sepoltura in cassetta, adesso ve la faccio vedere meglio, e una piccola. Queste 2 sepolture femminili molto vicine sono state deposte nello stesso momento dentro la stessa fossa, cioè è uno scasso enorme. Vedete quella più grande, che è un sarcofago la cui luce interna è di 1,80 m, quindi ci sta una persona in piedi, ed è la riproduzione di una casa. Aveva il tetto a doppio spiovente, le lastre di fondo, le lastre diciamo delle pareti, e dentro un corredo ricchissimo, ricchissimo di gioielli, di gioielleria, l'ossuario con le ceneri della defunta, tutta la gioielleria e tutti i suoi oggetti privati. La gioielleria, l'ossuario era probabilmente vestito con le sue vesti e la gioielleria appesa, diciamo così, come se lei la indossasse effettivamente. Abbiamo bulle d'oro, pasta vitrea, orecchini d'oro, le fibule d'argento ricoperte d'oro, quindi una cosa molto prestigiosa. Al centro la riproduzione di un focolare domestico e invece sul lato che vedete sulla destra il telaio, il sedile che la signora poteva usare davanti al telaio per filare e tessere, una situla, cioè un vaso di bronzo che conteneva tutti gli oggetti per la filatura e la tessitura e vari altri oggetti sparsi. E qualcosa di simile c'era anche nella tomba più piccola. Vediamo che cosa ha lei per determinare questa sua attività. Vedete il sedile di bronzo? Eccolo qua. Non riesco. Il sedile di bronzo, il telaio vicino. Ecco. Il sedile, il telaio, questa è la situla che conteneva delle scatoline che sono probabilmente le scatoline per gli appretti, una sorta di rocchetto sempre di metallo per avvolgere il filo, la conocchia, i bastoncini tipo conocchie o simili, il fuso, le fusaiole e i pettini. Quindi un set da tessitura è l'unico set da tessitura che è un set da tessitura completo e che ci dà la forza di questo personaggio che ha questa sepoltura importante. Addirittura sopra la sua sepoltura viene infranto un cratere attico di importazione dalla zona di Atene, insomma degli inizi della fine del IV secolo, ma la tomba si data agli inizi del III, quindi c'è un profluvio di ricchezza. E, come dire, nella tomba più piccola vicino a lei c'è qualcosa di simile.
c'è qualcosa di simile. Proviamo a vedere il paragone tra questi due corredi. Allora, la 23, cioè questa signora Nerca, ha tutta la sua gioielleria, abbiamo detto appesa all'ossuario, e l'altra, la piccola, ha una gioielleria simile con alcuni oggetti, in particolare le bulle, che sono simili e che sono un po' oggetti unici, fatti proprio per loro. Fra cui, per esempio, questo oggetto qui, che è una sorta di portagioie in metallo con gli gancetti appesi gli anelli. Questi oggetti sono solo di queste due donne in tutto il mondo a Testino. Così gli orecchini d'oro, che sono identici, e così le fibule. Però, come dire, la tomba della signora, la tomba più grande, ha molto di più, e la tomba più piccola ha alcuni oggetti simili, ma un po' di meno. Per il materiale metallico da focolare, anche qui c'è una grande ricchezza per la tomba principale e delle cose simili, non so, 2 situle grandi e 2 modelli, tutti gli oggetti da focolare riprodotti in lamina, come gli alari, gli spiedi, il coltello, le palette e il simpulum, cioè il mestolo, in entrambe le tombe, per dire che il focolare domestico era comunque un centro, un fulcro per entrambe queste donne. E alla fine tutto il materiale da filatura e tessitura. Come vedete, Nerca ha tutto quello che abbiamo visto, cioè questo sedile, il telaio, la situla, le scatolette per gli appretti, tutte le cose per filare, i pettini. L'altra sepoltura ha solo i pettini, una fusaiola e un piccolo fuso. Quindi è lo stesso, ma un po' di meno. La relazione tra queste due tombe era una cosa su cui si stava riflettendo da tanto tempo, proprio perché da una parte sono deposte insieme, dall'altra ci sono tante analogie e anche però esiste una gerarchia molto evidente in cui una delle due persone ha sicuramente un ruolo più definito, più pieno e gerarchicamente più importante, forse proprio quella della signora che detiene il potere nella famiglia, anche manifestato attraverso tutti questi oggetti di prestigio. Come accade spesso, sono le analisi antropologiche che stiamo conducendo sui resti cremati di questi individui che ci danno una chiave di lettura, non è poco, perché in pratica la signora Nerca risulta essere una donna adulta, pienamente adulta, per quest'epoca si intende intorno ai 40 anni, mentre nella tomba più piccola c'è una donna molto giovane, tra i 19 e i 20 anni, e un bambino o una bambina inferiore ai 7 anni. E quello che si è pensato è che questa potrebbe costituire una sorta di discendenza diretta. Cioè queste due tombe vengono deposte insieme, in un momento in cui muore la capostipite di una famiglia importante, insieme a sua figlia e a suo nipote, e questo lutto è così importante per la famiglia che c'è, come dire, l'impegno enorme, gigantesco di una sepoltura di grandissima entità. Una sepoltura in cui a questa sottolineatura completa del set da filatura e tessitura, quindi a questa attività tessile, si associa un altro elemento importante che fa parte dell'immaginario dei Veneti antichi, che è la decorazione, che è rappresentata nella decorazione del sedile. Noi abbiamo visto il sedile prima, lo vediamo qui, ma insomma adesso ve lo faccio vedere meglio. Lo vedete qui in basso. Questo modello di sedile, è un modello di panchina, ha sullo schienale una decorazione molto chiara che rappresenta 4 cavalli in corsa inseguiti da un lupo. E questo è il richiamo ad una favola che è raccontata da Strabone. Strabone ci dice che appunto i Veneti raccontavano questa favola, che era la favola dell'inizio dell'origine dell'allevamento dei cavalli, che era l'altro, oltre alla produzione dei tessuti, l'allevamento dei cavalli è l'altro elemento di pregio dell'economia dei Veneti antichi, e che questa favola diceva che appunto l'allevamento dei cavalli presso i Veneti antichi era nato così, e cioè esisteva presso la società, presso un gruppo, diciamo, della città,
un personaggio che veniva preso in giro per offrirsi sempre come mallevadore, cioè uno che tendeva a mediare rispetto agli altri. E un giorno a caccia i suoi amici lo prendono in giro, prendono nelle reti un lupo e lo prendono in giro e gli dicono: beh, se fai il garante anche del lupo, pagando i danni che il lupo farà, cioè pagando i danni che il lupo potrebbe fare se lo liberassimo, noi liberiamo il lupo. E lui dice: va bene, io sarò garante del lupo. E il lupo liberato va a prendere una mandria di cavalli e la spinge nel terreno e nelle stalle di questo personaggio, che da lì inizia la sua fortuna allevando cavalli, e questi cavalli diventano i famosi cavalli veneti che corrono e vincono fino a vincere alle Olimpiadi, come sappiamo dalle tradizioni, dalle fonti. E così, dice Strabone alla fine, l'allevamento dei cavalli divenne famoso in quei luoghi. Perché vi ho portato questo che sembra non entrarci niente? Perché quello che è straordinario nella sepoltura di questa donna è che ci sono insieme due elementi rappresentati in modo diverso, due elementi che sono fondamentali nella gerarchia, diciamo, anche del pensiero del Veneto antico e come dire, del rango, dei personaggi di rango. Questa produzione tessile e l'allevamento dei cavalli, che poteva far parte di una propria tradizione familiare. Questo è il modello di sedile. E, come dire, l'iconografia del lupo che insegue i cavalli c'è non solo sul sedile, ma un po' in tutti gli oggetti che fanno parte le scatoline per gli appretti, la paletta cerimoniale, cioè negli altri oggetti che fanno parte della sepoltura, e anche nella sepoltura di quella più piccola, dell'altra sepoltura, della giovane. Quindi anche questo mi sembrava importante. Quello che possiamo dire, cioè, è che verso la fine, il periodo più recente della società pre-romana, prima che arrivasse la romanizzazione, prima, cioè quando cominciano a sentirsi gli echi della romanizzazione, la tessitura vista nel suo insieme ha ormai un livello gerarchico importante, e che alcune donne probabilmente gestivano gruppi di persone che lavoravano, costituendo nell'ambito delle proprie famiglie e della società dei veri e propri elementi, diciamo così, di produzione, dei veri e propri punti, come dire, economicamente rilevanti. E cosa sta succedendo nel santuario in questo momento? Siamo nel III secolo a.C. e la quantità del numero di tessuti prodotti e dedicati alla dea ci viene dal fatto che, sempre in maniera indiretta perché tessuto non lo abbiamo più, che cominciano addirittura a fare delle finte fibule di lamina, cioè sapete che con le fibule si agganciavano i tessuti, si chiudevano i mantelli, eccetera. Ora, non ci sono più fibule vere che potrebbero costare di più, avere un peso, dispendio di metallo, eccetera. Fanno delle fibule finte di lamina, probabilmente da appoggiare sui tessuti che venivano destinati alla divinità. Questa è una realtà che conosciamo solo in questo santuario, in tutto il mondo italico, cioè il modello dell'oggetto funzionale, per però simboleggiare una dedica alla dea, che è una dedica completa. Quindi il III secolo è probabilmente, nell'ambito della produzione dei tessuti a Este, un secolo importante. E andando verso la chiusura vi voglio dire che abbiamo cercato di portare questo discorso in maniera forse non facile, attraverso la necropoli, per identificare le varie abilità, come dire, attraverso gli abitati. Noi dobbiamo pensare che quello che arrivava nelle necropoli prima era stato negli abitati, e dove c'erano delle botteghe e dove c'erano le persone che poi andavano in santuario. Quindi si chiude così un po' un cerchio con questa, soprattutto diciamo con questa grande sepoltura più tarda. Non so se ho fatto un discorso un po' appunto difficile da seguire, e me ne scuso, però volevo che venisse fuori chiaramente come le documentazioni che noi abbiamo dell'importanza della produzione tessile dobbiamo cercarle in diversi luoghi, come abbiamo alcune cose che ci sono rimaste e altre che dobbiamo immaginare perché erano in materiale deperibile, e come infine, e con questo vado poi a chiudere, c'è moltissimo che abbiamo perso.
E noi abbiamo perso tantissimo di un aspetto a cui forse non si pensa, che è il suono. Io sono stata molto colpita qualche anno fa, una volta in cui ho avuto una fortuna straordinaria qui a Venezia, di una delle cose, dei gioielli di Venezia, nel senso che mi hanno portato a visitare le tessiture Bevilacqua. E quando sono entrata nel luogo dove ci sono tutti questi telai storici, e c'erano le ragazze che tessevano, no? Producendo questi broccati meravigliosi, una cosa che mi ha molto colpito, al di là di tutto, dei colori, delle cose meravigliose, è il suono. Il telaio ha un suono sordo, ha un tonfo, no? Che è ritmico a seconda di quello, del tipo di tessuto che si sta facendo. E il filo, quando passa, invece sguiscia, cioè si sente soprattutto alcuni filati che sono diversi da altri. E questo discorso del suono, secondo me, possiamo riprenderlo, perché in alcune delle conocchie di Este hanno dentro delle palline di bronzo, perché probabilmente suonavano girando. Cioè queste donne che filavano, che tessevano, probabilmente lo facevano anche cantando, lo facevano accompagnate da una musica. E questo aspetto è un aspetto che da una parte non ricostruiremo mai, ma dall'altro non possiamo perdere. E allora voglio chiudere con una cosa che magari anche questa potrebbe sembrare non entrarci molto, ma è un brano che voglio leggervi, che dice: come il padrone di una filanda, collocati gli operai ai loro posti, passeggia per lo stabilimento e, notando l'immobilità o il suono insolito, stridulo o troppo forte di un fuso, accorre, lo trattiene e gli imprime il movimento dovuto. Così Anna Pavlovna, passeggiando per il suo salotto, si avvicinava a un gruppo ammutolito o troppo animato e con una sola parola o uno spostamento riavviava il meccanismo regolare e composto della conversazione. Questo è Tolstoj, un grande, quindi non posso dire altro, ma ha legato due cose importanti. Ha legato il filato, il suono, la conversazione, e noi ancora oggi diciamo il filo del discorso, no? Lui parla di riavviare il filo di un discorso usando la metafora del fuso, e mi è sembrato che potesse degnamente concludere questa conversazione. Grazie. Grazie. Poi, siccome non ho detto tante cose, se avete delle curiosità adesso possiamo, credo, no? Margherita, non possiamo che veramente ringraziare, ti abbiamo seguito senza, credo che non volasse una mosca, come suol dirsi. Insomma, grazie veramente, abbiamo tutte seguito veramente queste donne filatrici nel santuario e nei loro sepolcri. E c'è comunque la possibilità e il tempo, se c'è qualche domanda per la professoressa Gambacurta. Tutto. Un attimo. La prima, se era possibile che questa attività all'interno così di questo luogo religioso fosse in qualche modo utilizzata proprio per i sacerdoti, cioè questa produzione che abbiamo visto che fin dai tempi antichi si trovava all'interno, potesse essere una produzione ad uso del clero, diciamo. Ecco, questa è una. E l'altra domanda, se non me la ricordo più, ma tanto... Io intanto rispondo alla prima, se vuole, così, e poi magari... Allora, è una bella suggestione, difficile... Le è venuto in mente? Sì. Volevo sapere se l'attività della tessitura si apprendeva in famiglia o se si apprendeva all'interno del tempio, diciamo, o tutte e due le cose. Cioè,
Se correntemente si apprendeva in famiglia, poi se c'erano invece delle persone che c'era una scuola insomma all'interno, ecco. Allora, diciamo, l'attività della tessitura si apprendeva di sicuro in famiglia nella misura in cui le bambine cominciavano a tessere piccolissime, cioè a Roma più o meno credo che intorno ai 4-5 anni le bambine cominciassero a tessere, fossero avviate diciamo almeno non alla tessere, scusate, alla filatura, cioè la prima cosa che si imparava a fare era filare, tessere naturalmente veniva dopo. Quindi che ci fosse un apprendistato in famiglia ne siamo certi. Nel santuario quello che non è facile, come dire, è bello andare dietro a queste suggestioni, ma non è facile provarle, perché noi non sappiamo neanche se ci fosse una classe sacerdotale. Cioè noi immaginiamo che questi luoghi di culto che avevano queste strutture importanti, cioè nel senso tanti votivi, tanti oggetti, gli altari dove venivano sacrificati gli animali, la documentazione dei riti importanti che venivano fatte, probabilmente delle cerimonie, delle processioni, però quello che non sappiamo è se ci fossero sacerdoti, sacerdotesse, punto di domanda su questo. Quindi se non sappiamo se ci sono dei sacerdoti o delle sacerdotesse è difficile dire se poi e questi tessuti erano per loro. Quello che invece immaginiamo, cioè che non è impossibile, però è un po' difficile da provare. Quello che non sappiamo è, come dire, cioè quello che pensiamo che fosse è che questi tessuti andassero a formare la ricchezza di una sorta di tesoro del santuario. Cioè penso che le giovani delle famiglie probabilmente di rango potessero offrire alla loro città una sorta di servizio lavorando nel santuario. Anche di questo forse non arriveremo mai ad avere una vera documentazione, però è uno scenario che sembra possibile. Ecco. C'è una domanda qui. Grazie e complimenti. Mi Grazie. interesserebbe sapere se nell'ambito dei reperti si sono trovati collegamenti coevi del periodo etrusco o greco. Sì, come reperti, ecco. Grazie. Allora, come dire, tutta l'attività del santuario è sostanzialmente coeva allo sviluppo della civiltà etrusca e di quella greca e anche al contatto del mondo greco con il mondo etrusco e veneto. In particolare nel santuario di Reitia ci sono anche, c'è un po', non molta, di ceramica di importazione, cioè quindi questa ceramica legata al consumo del vino che veniva, diciamo, dalla produzione, ma poca, molto poca, perché non è, per lo più quello che c'è sono le forme della ceramica locale, ecco. Il resto non c'è, le importazioni non sono tante. Ci sono delle importazioni più particolari che vengono dal coevo mondo celtico, cioè ci sono dei gioielli che vengono dal mondo insubre, cioè dalla zona, diciamo, Alta Lombardia al confine con la Svizzera oggi, zona dei laghi, diciamo così, e ci sono delle armiglie, dei grandi bracciali tipici di quella zona che probabilmente una signora ha portato lì, tanto per dire che probabilmente il santuario era conosciuto anche presso le coeve società diciamo dell'Italia antica. E ci sono alcuni oggetti che rimandano in qualche modo invece soprattutto i pilastrini di pietra su cui venivano esposti i bronzetti, i cavallini, cioè i donari. Quei pilastrini lì hanno dei confronti abbastanza specifici nel mondo etrusco, in particolare a Bologna, nel santuario di Bologna. Quindi c'è un legame che lega, diciamo, questi luoghi di culto, dell'Etruria padana in particolare, quindi Bologna, Marzabotto e Este, in particolare sulla struttura degli elementi che servivano a sostenere i votivi. Per quanto riguarda la tessitura, no. Interessava per esempio un pettine costruito ad Agrigento. No. Non si è ritrovato niente. No. L'unica cosa che lega il mondo etrusco
e este, diciamo così, non nel santuario, sono i 2 frammenti di tavolette che ho fatto vedere dalle tombe, perché noi sappiamo che a Verrucchio ci sono tutti questi tessuti a tavolette, ma lì non ci sono le tavolette, probabilmente perché erano di legno e non le sono state trovate, e qui a Este abbiamo trovato le tavolette anche se non abbiamo i tessuti con... Grazie. Allora, mi ha molto colpito quello che è un'osservazione che tu hai fatto, su cui io in tanti anni non avevo mai fatto mente locale, ovvero sia che per una tessitrice devono esserci molte filatrici, e questo è logico, io non ci avevo mai veramente fatto mente locale. Allora mi chiedevo se, come posso dire, questa attività che prevedeva tante filatrici per una tessitrice, questa filiera, diciamo in una qualche maniera, potesse essere, come posso dire, un po' casuale, o viceversa se potesse essere invece incasellata quasi in una sorta di produzione, di attività produttiva, di filiera produttiva. Allora, io ho maturato questo spunto, al di là del fatto che poi questa cosa mi è stata proprio detta con dei numeri chiari dalle persone che lavorano soprattutto al nord, credo in Danimarca. Ci sono una serie di centri che lavorano sulla riproduzione della filatura e tessitura antica a livello sperimentale, quindi poi c'è una bibliografia anche su questo, ma insomma loro ti danno un po' anche i numeri che servono per fare un certo tipo di tessuto, quante devono filare perché una possa tessere, eccetera. Ma questa idea a me era venuta un po', cioè ho provato a cercare di elaborarla, perché alla fin fine, come dire, Omero ci dice che Penelope tesse e tutte le ancelle filano. Questo c'è nell'Odissea ed era un tipo di scenario a cui io avevo pensato e ho detto, ma e come facciamo a vedere qui, no? Forse per quello, se noi andiamo per tagli cronologici, abbiamo una tomba con tanti oggetti, con tante fusaiole, tanti rocchetti, eccetera, e una tomba e tante tombe che hanno solo la fusaiola. Forse perché c'è un'organizzazione in modo che ci siano le filatrici per la tessitrice. Credo che nelle fasi più antiche questo fosse forse anche un po' sulla questa scorta omerica, mi dico io, cioè che la domina, la signora, la padrona di casa avesse delle ancelle che filavano per lei, e credo che progressivamente questo sia diventato un'attività produttiva che all'inizio serviva solo per la produzione della famiglia, diciamo così, e che poi invece diventa qualcosa di più organizzato. E quindi penso che alcune di queste donne, perché alcune sepolture femminili a Este hanno un rilievo assolutamente straordinario anche nel panorama dell'Italia antica, e penso che queste donne avessero organizzato delle forme di produzione legate alla loro abilità, a questa abilità del ricamo nelle manifatture, nelle passamanerie, perché se poi guardiamo le figure che sono nelle lamine, nei santuari, adesso non voglio entrare anche su cose di cui non ho immagini, è più difficile, però nelle lamine le donne riccamente abbigliate quasi sempre i vestiti sono ricamati. E difatti volevo proprio arrivare a questo, come le lamine che ci sono in tutti i santuari veneti, a Este, però ci sono anche ad Altino, ci sono a Lagole, ci sono, insomma, è una caratteristica dei santuari veneti, queste lamine più o meno rettangolari di bronzo che presentano dei fori per poter essere fissate a dei supporti, a dei sostegni in linee. In molti casi sono delle loro rappresentano se diciamo stessi. Delle autorappresentazioni dei defunti. Le donne sono sempre, come dire, abbigliate in modo quasi barocco, nel senso che c'è un vestito e poi il mantello che c'è sopra e poi il grembiule sopra il vestito, e ognuno presenta una addirittura alcune hanno gli stivali con risvolto ricamato, per anche dire, quello, ecco, certo. Il ricamo anche su cuoio, il lavoro anche su cuoio, cioè quindi c'è una sorta di esibizione quasi, sì, di questi tessuti che
probabilmente, adesso non lo so, ma probabilmente era forse una caratteristica proprio delle donne venete, questa sovrabbondanza di decorazione che viene proprio esibita in queste lamine. Sì, e che sta bene con questa ricchezza che hai nelle tombe di tutto questo strumentario, che è uno strumentario molto articolato. Allora, non voglio portare il discorso troppo lontano, però bellissima lezione, Giovanna, davvero. Tu hai concluso con quella citazione, quindi hai richiamato il filo del discorso. Allora ti volevo chiedere, tu sai che c'è diciamo una proposta, una ipotesi che collega proprio l'attività tessile delle donne con la sfera della scrittura. A partire da documenti, da diciamo così oggetti, non voglio parlare di oggetti di ambito etrusco di fase molto antica, che corrispondono a quell'VIII secolo più o meno che tu hai mostrato, in cui compaiono per la prima volta lettere dell'alfabeto, che sono proprio apposte su fusaiole o su rocchetti. Vabbè, poi ci sono i segni della fonderia, ma non importa. E diciamo che c'è chi ha un po' ragionato su questa presenza di segni alfabetici su oggetti della filatura, ipotizzando che ci sia in qualche modo allora anche un coinvolgimento della donna all'interno dell'attività di insegnamento della scrittura e di pratica della scrittura, che proprio in quel periodo comincia ad affacciarsi nel mondo etrusco. Che ne pensi? O se... Allora, è molto bello e, come dire, io ho cercato di schivare questo discorso sulla domanda che mi ha fatto la signora prima, perché lei mi ha chiesto, e come dire, la domanda era molto mirata, molto precisa, anzi la ringrazio, ma io ho cercato di glissare, ma adesso non posso più. Cioè lei mi ha chiesto se questo discorso delle donne che tessevano dentro il santuario poteva corrispondere ad una scuola. Questa parola è una parola chiave, una scuola nel senso perché si andava ad imparare. E perché è una parola chiave in questo santuario? Perché noi in questo santuario, eccomi qua, abbiamo la documentazione forse di una scuola scrittoria. Allora questo santuario diventerebbe un luogo di culto, ma un luogo anche in cui si va a scuola per diverse cose. Questo apre delle prospettive straordinarie nell'interpretazione di questo luogo di culto, e quindi non voglio neanche andare troppo in là, però quello che ha detto adesso Anna Marinetti mi porta a pensare due cose, se vogliamo. La documentazione a cui faceva riferimento, che è una documentazione di una tomba di Veio della metà dell'VIII secolo con i rocchetti con le A, con il segno di A, è uno dei primi documenti che testimoniano l'acquisizione di un alfabeto da parte degli Etruschi, di un alfabeto greco, euboico, da parte degli Etruschi. C'è qualche altra cosa della stessa quota cronologica, non molto, ma spesso queste poche cose di quell'epoca sono in contesti femminili. Questo è un dato di fatto che noi dobbiamo acquisire, cioè se una visione più, non lo so, non voglio dire maschilista, ma una visione più così ci potrebbe pensare chi sono i primi che scrivono tra gli Etruschi, che conoscono i Greci, così sono gli uomini. La documentazione archeologica oggi ci sta dicendo una cosa un po' diversa. L'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è il fatto che per adesso le situazioni sono così poche che non ci consentono, sono 2 o 3, che non ci consentono di essere certi. Però che ci sia una documentazione antica in cui i primi segni alfabetici sono su oggetti femminili e possono essere su oggetti legati alla filatura, alla tessitura,
questo un po' si intravede, è come se guardassimo dallo spiancino della porta, però, cioè non è che abbiamo una visione generale grande. E da lì bisogna, credo, vedere se le ricerche future ci danno qualche altro documento, perché sarebbe molto importante poter dire questo e poter dire anche solo che in alcuni luoghi e in alcuni contesti, perché io penso anche questo, a volte non dobbiamo generalizzare, non è detto che perché a Veio questo, diciamo, è in una sepoltura femminile dappertutto debba essere così, però avere che almeno in alcuni luoghi c'è questa documentazione del passaggio, diciamo così, della prima acquisizione dell'alfabeto in contesti femminili, su oggetti femminili legati anche alla filatura e tessitura, ci può anche portare a pensare che comunque il ruolo della donna in questo tipo di salto straordinario per la cultura e per la storia, che è l'acquisizione dell'alfabeto e della scrittura, sia stato un ruolo importante. E siccome questo va a congiungersi con quello che allora era il ruolo cardine della donna, cioè era quello dell'attività della filatura e tessitura, perché Penelope questo ce lo insegna benissimo, allora forse è anche facile pensare che queste due attività, che sono comunque attività di rango, abbiano viaggiato fin dall'inizio insieme. Più di così. Grazie molte, grazie molte.